Ho conosciuto questo sport tramite un video su YouTube e ora ho fatto diverse gare, tra cui ho fatto le due più importanti che sono quelle, l'ultima a Barcellona Pozzo di Gotto, che sono diventato campione regionale, e poi sono diventato campione italiano a Bari, al Palaforo di Bari. Le mie aspettative future sono: intanto mi sto preparando per gli europei a Sofia e poi sicuramente come tutti arrivare ai mondiali. Mi chiamo Antonino Moccero e pratico questo sport da quando ho 6 anni e l'ho conosciuto su internet. Ho visto un post su internet che diceva appunto che sarebbero iniziati questi corsi di Taekwondo e allora da lì ho iniziato. E da quel momento appunto fino ad ora lo pratico e da poco, da inizio anno, abbiamo iniziato a fare già 3 gare. Una a Milano che non sono riuscito a portare medaglia, ma le ultime 2 che sono state nazionale e regionale, in cui nella prima ho portato il secondo posto con l'argento e nel regionale l'oro. Le mie aspettative per il futuro sono molto alte. Ci stiamo allenando io insieme ai nostri compagni della palestra con allenamenti extra, oltre ovviamente agli allenamenti che ci sono qui in palestra. E soprattutto ci stiamo preparando per un europeo che ci sarà nella seconda metà di aprile in Bulgaria. Speriamo di arrivare al massimo per loro e di poter avere il pass per il mondiale. Il mio augurio per i miei atleti è quello di continuare a dedicarsi a questo sport con la dedizione con cui si stanno impegnando e di perseguire non soltanto gli obiettivi che si sono predisposti, ma magari di raggiungerne di altri e fissarne di altri, quindi magari arrivare molto più in alto. Loro lavorano per tenere un livello altissimo, si allenano quasi ogni giorno e spero per loro che riescano a raggiungere i loro obiettivi.